Prego, onorevole Gianni. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gianni e poi l'onorevole Rinaldi. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Il tema testé posto dai colleghi che mi hanno preceduto è un tema che certamente in un momento difficile come questo deve essere sottolineato. L'autonomia del Parlamento non può essere scalfita dall'assenza ingiustificata e ingiustificabile del Governo. Lei, Presidente, oggi può autorevolmente assumere la decisione di fare incardinare il disegno di legge. C'è qui il relatore che incardina il disegno di legge e manda un messaggio agli assenti, perché noi abbiamo tante altre cose da fare, ma siamo convinti che stare qui, Presidente, serve a dare una risposta ai siciliani. A quale relatore si sta riferendo, onorevole Gianni? Al relatore Cancellieri, Cancellieri. che è il relatore del disegno di legge. No, io qui non ce l'ho come relatore. Tutto qui, onorevole Lo diciamo Gianni. noi. Io ce l'ho qui scritto. Ho qui, Lei chiede alla Commissione, si faccia portare alla Commissione la relazione e anche l'indicazione, ma comunque c'è qui l'onorevole Cancellieri e io che le stiamo dicendo mi scuso, che l'onorevole Cancellieri è il relatore. Presidente, non è possibile che in un momento delicato come quello che attraversiamo stiamo giocando sul fatto se l'assessore deve essere politico o meno, se dobbiamo continuare con questa sceneggiata dell'assessore finto tecnico oppure no, mentre invece possiamo produrre le nostre energie, esperienze e la nostra storia per dare un supporto allo sviluppo di questa regione. Noi abbiamo il dovere di essere autorevoli e autoritari, se è il caso. Abbiamo il dovere di chiamare tutti quelli che sono in Sicilia, dall'ENI all'Enel, alla grande distribuzione. Noi dobbiamo far capire che il tempo della ricreazione è finito e quindi dobbiamo chiedere con autorevolezza che le risorse che sono state impegnate per la Sicilia siano spese subito. Bisogna chiamare l'associazione bancari che non fanno altro che drenare le nostre risorse e portarle fuori. Abbiamo bisogno non di continue dichiarazioni, ma abbiamo bisogno di mettere sul tavolo il peso della nostra autonomia e della nostra capacità di essere politici e di essere una regione che fino ad oggi è una regione che si occupa di essere la porta di ingresso in Europa da un Mediterraneo in difficoltà. Non possiamo solo essere terra di passaggio e di conquista, non possiamo continuare ad avere le nostre risorse drenate, l'imposizione della grande distribuzione che ci dà tutto quello che loro producono senza prendere dai nostri agricoltori e dai nostri coltivatori quello che produciamo. È il momento che questa Assemblea prenda atto che c'è bisogno di un colpo d'ala. Presidente, a lei il colpo d'ala.